Sarebbe ora, cioè almeno spostarlo di un'ora, 2 orette, non cambia niente, visto che è dalle 22 alle 24 non credo che sia, ecco, però se lo tolgono è meglio. Tengono le dita incrociate baristi e ristoratori. La speranza, si sa, è l'ultima a morire. Con un anno passato tra mille difficoltà, quello del coprifuoco è l'ennesima battaglia. L'ampliamento dei plateatici ha dato maggior sfogo alle attività. A Vicenza sono state approvate a tempo record 125 domande di plateatico, ma oggi come oggi la richiesta pressante è soprattutto un'altra. E oggi la richiesta forte che stiamo facendo è quella di poter tornare all'interno dei nostri ristoranti, con tutto quello che ci è sempre stato chiesto. Tornate come oggi, che fai? Cioè, all'interno non puoi consumare, all'esterno sta piovendo e di conseguenza la gente, cioè, già quando piove ovviamente, ecco. Il mio problema è l'interno. Io infatti sono molto arrabbiato perché l'interno è chiuso. Quando vedo gli autogrill che sono affollati, quando vedo ristoranti che fanno mensa, tra virgolette, che sono affollati tutti i giorni della settimana, e anche dei festivi che non dovrebbero neanche fare la mensa, vuol dire che qualcosa o nei controlli o nei permessi non funziona. Così il maltempo, un temporale, fa cancellare le prenotazioni. Tornare a servire all'interno è l'imperativo, anche con norme nuove. Abbiamo chiesto a gran voce ancora molto tempo fa di poter tornare all'interno anche in condizioni di norme nuove, con finestre completamente spalancate, con distanziamenti anche superiori a quelli attuali, purché il cliente possa sentirsi in una condizione di star bene all'interno di un ristorante, perché se arriva una botta d'aria, se arriva un colpo di calore elevato, se arriva un temporale, li mandiamo a casa? Il coprifuoco fa da cartina tornasole di un problema che vede i gestori chiedere programmazioni. In ballo a giugno matrimoni, battesimi. Lei pensi a un matrimonio, lei pensi a una comunione di una famiglia, a un battesimo di una famiglia, devono organizzarsi un po' per tempo, dobbiamo organizzare noi le nostre scorte e le nostre risorse umane per poter fare questo. Se non c'è programmazione non scatta nulla, è tutto fermo.